Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Apriamo con la tragica notizia dell'incidente mortale in provincia di Catania da Sant'Antonio. Per cause ancora da accertare, l'incidente autonomo si è verificato in via Lanza intorno alle 19. A perdere la vita è stato un ragazzo di 17 anni, era a bordo di un mezzo a due ruote. Sul posto, nonostante l'arrivo dei sanitari del 118 e i tentativi di rianimazione per il giovane, non c'è stato nulla da fare. La vittima era di San Giovanni La Punta. Confisca della DDA per beni pari a 1 milione di euro ai danni di due imprenditori, padre e figlio, attivi nel settore edilizio dell'area di Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani. Secondo l'accusa, i due imprenditori sarebbero contigui alle consorterie mafiose trapanesi e si sarebbero resi responsabili di una serie di delitti in materia di intestazione fittizia di beni immobili e aziende ed usura. Da indagini dell'antimafia è emerso che i due imprenditori, ritenuti funzionali agli interessi di Cosa Nostra, abbiano vissuto abitualmente grazie a proventi di attività delittuose. Rapina aggravata e lesioni personali. Sono accusati di questi due reati Antonino Guglielmino, 49 anni, e Sebastiano Aloisio, 45, raggiunti lo scorso 4 marzo da misura cautelare messa dal GIP di Catania a seguito delle indagini coordinate dalla Procura etnea. Avevano rapinato e aggredito alle spalle un anziano. Nella ricostruzione dell'accaduto si è rivelata fondamentale la collaborazione di un testimone. Trabocco lavico in corso nell'area craterica a nord dello Stromboli. Il trabocco è stato accompagnato da rotolamento di blocchi e flussi piroclastici che hanno raggiunto la base della sciara del fuoco. Dal punto di vista sismico, spiegano dagli NGV di Catania, nel corso delle ultime 24 ore l'ampiezza media del tremore vulcanico si è mantenuta quasi sempre nell'intervallo dei valori medi. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.